Bentrovati, una volta si diceva Thank God it's Friday, grazie a Dio è venerdì, siamo arrivati alla fine anche per questa settimana della nostra carrellata di programmi dedicati al mondo dello sport sulla nostra web tv www.venetoglobe.com, lo spazio appunto dello sport, e poi il nostro canale digitale terrestre 813 813 soltanto per il momento per la provincia di Belluno, in attesa di ampliare la nostra visione a tutto il Veneto nei prossimi mesi. E allora andiamo a vedere cosa è successo in questa ultima giornata della settimana prima di gettarci a capofitto poi nel weekend che trascorreremo insieme parlando di sport. Formula 1, si riparla di Ferrari e naturalmente di tutto il circo della Formula 1. È una Formula 1 che è pronta a ripartire dopo il cambio di pilota ufficializzato in casa Ferrari per l'appunto, via Raikkonen dentro Leclerc. Si torna in pista nel weekend a Singapore per il Gran Premio di Singapore, valevole quale 15ª gara del mondiale. Cambiamo sport decisamente dalle quattro ruote all'acqua, sì, al bacino dell'acqua, perché Alessandra Patelli, coneglianese doc, soddisfazione grandissima per lei perché nel 2 senza mondiale in coppia con la Bertolasi ha raggiunto la finale che si disputerà domani mattino alle ore 8:38 in acqua. Cominciamo dalla pallavolo maschile che ieri sera ha approntato e ha affrontato il Belgio, vincendo tra l'altro nettamente 3-0 e giocando un'ottima gara. Ora si continua il cammino nel mondiale facendo molta attenzione perché da qui in avanti saranno veramente partite ancora più dure. Per il volley sempre, nel femminile, attesa mondiale anche in questo caso per l'Italia di Mazzanti, qui bisognerà attendere fino al 29 di settembre quando inizierà il mondiale. Ci sono anche 3 pantere, 3 giocatrici dell'Imoco, sono danesi, Silla e De Gennaro che sono rimaste tra le convocate appunto di Mazzanti. Intanto questa sera amichevole contro l'Olanda per l'Italia, è l'Olanda di De Cruyff che però non ci sarà perché il commissario tecnico l'ha lasciata a casa, l'ha giudicata ancora non in perfetta forma e quindi la De Cruyff sicuramente o quasi insomma continuerà la sua preparazione in casa Imoco. E a proposito di Imoco, sentiamo oggi una nuova giocatrice, sì, andiamo a scoprirle. Ieri Gaia Moretto, oggi Eleonora Fersino, la seconda libero. Eccola. Dovrai intanto benvenuta. Grazie. Dovrai soprattutto in questi settimane non far sentire l'assenza di Mochi e Gennaro, giusto per ambientarsi. Sì, è una grande responsabilità comunque fare un attimino da primo libero fin quando Mochi arriverà. Comunque sfrutterò questa opportunità e dando il massimo e cercando appunto di non far sentire questa mancanza fin quando arriverà lei. Hai dichiarato proprio di voler sfruttare al 1000 perché poi le seconde libere qui hanno sempre fatto bene poi. Sì, e sfrutterò ogni minuto, anche ogni secondo, soprattutto gli allenamenti, che avrò l'opportunità appunto di allenarmi con queste giocatrici e cercherò di prendere da ogni giocatrice qualsiasi cosa, soprattutto ovviamente Monica De Gennaro, però secondo me ogni giocatrice in qualsiasi ruolo ha qualcosa da darmi, non solo tecnico ma anche a livello emotivo e mentale soprattutto. Come è nato questo arrivo a Conegliano? Io ho fatto le giovanili 5 anni qui a San Donato alle Pulpiave e 2 mesetti fa appunto mi è arrivata la chiamata, che appunto ero stata chiamata qui all'Imoco e quindi sì, ero fatto sempre libero qui a San Donato. Ci credevi, ci speravi? Sì, ci speravo, inizialmente sì, non me lo sarei mai aspettato, è stata un'enorme sorpresa, però appunto sono stata felicissima e sono prontissima a dare il meglio di me. Cosa vuol dire poter imparare dal libero, diciamo, più forte del mondo o tra i più forti del mondo? Sì, innanzitutto è un'opportunità che pochissime hanno, per questo appunto dico che cercherò di sfruttare al meglio e sono fortunata, mi sento anche onorata di avere come modello appunto la migliore in Italia e anche tra le migliori nel mondo e quindi cercherò di osservarla, di chiederle consigli per migliorare. Come Becky hai dichiarato che la Champions ti alletta parecchio. Sì, ovviamente la Champions è un sogno, però
quando penso alla parola Champions, sì, brividi, emozione, un'emozione grande e vediamo. Primi brividi intanto, godiamoci. Esatto. Idee chiare anche per Eleonora Farsino, come ieri Gaia Moretto, insomma sono giovani ma sanno già quello che vogliono e allora farà la seconda dietro alla grande, alla colossale Monica De Gennaro, Mochi detta. Parliamo anche con il copresidente Pietro Maschio perché è lui insomma che fa il mercato in casa Conegliano, lo sappiamo, ha fatto un ottimo rafforzamento del roster, andiamo a sentire le sue parole in attesa naturalmente di vedere poi nel pomeriggio di sabato un amichevole contro il Giappone, contro una squadra giapponese, in virtù del fatto che arriverà anche Nagaoka, che è una sua scoperta. Insomma, c'è l'atmosfera del primo giorno di scuola perché c'è voglia di ricominciare e di tornare a essere protagonisti. Sì, tantissima, anche perché sono passati un sacco di mesi, quindi ci mancava. Avevamo voglia di rivedere in palestra. Durante l'estate ho chiamato tante volte Santarelli perché gli ho detto allora quando ricominci che ti stiamo aspettando. E finalmente adesso ricominciamo, sono finite il tempo delle carte bollate e adesso parla il campo. Hai ricevuto ancora complimenti per l'arrivo di Nagaoka, per Samadan, insomma, bene, complimenti. Vuol dire che abbiamo fatto le cose fatte bene? Sì, le abbiamo fatte bene anche perché senza l'ok di Piero non si va da nessuna parte. E io propongo e poi lui acconsente. È stata un'estate di lavoro lunga per te anche per formare questa squadra. È stata più facile del solito perché tante ragazze c'erano già, sono rimaste. Cambiamenti ne abbiamo fatti pochi, speriamo di qualità, anzi sono sicuro che saranno di qualità. E partendo da Silla, Nagaoka, anche il secondo libro vedrete che bella rivelazione che è quando avrà modo di mettersi in luce. La ragazza Martina che è arrivata adesso per dare una mano fin tanto che recuperiamo le varie infortunate che ci voleva, sono belli 193 cm da buttare in campo e sono andato a vederla anche a Maribor mentre c'erano gli allenamenti, è molto valida, quindi è un bel mix, decisamente. Quando è che apriamo la tribuna per i giapponesi? Ah beh, li aspettiamo a braccia aperte, tutti quelli che vogliono. Sì, prosecco, loro portano, che ne so, un po' di sushi e siamo a posto. Però è stato mirato anche questo, oppure no? Non è partito con questo concetto, è partito col concetto sportivo prima di tutto, nel senso per come noi giochiamo, di quello che noi avevamo bisogno. E poi quando mi è stata prospettata l'idea di una giocatrice giapponese ho detto se è fattibile perché no, perché può avere dei risvolti positivi non solo dal punto di vista sportivo ma anche dal punto di vista dell'immagine e magari ampliare anche quelli che sono i nostri confini territoriali e europei. Si dice che forse farete un amichevole contro una squadra giapponese. Sì, può essere, più che altro un allenamento congiunto perché saremo ancora all'inizio, ma proprio per suggellare questo rapporto che sta nascendo, credo, visto che loro sono in tournée qua in Italia, faremo un allenamento congiunto sicuramente. E in effetti sarà un allenamento congiunto perché la squadra giapponese si è allenata congiuntamente, ha fatto un amichevole anche a Trento nella giornata di ieri e domani sarà nel pomeriggio alle 16:30 al Palaverde. Lasciamo il volley per passare al basket italiano al Paladozza di Bologna. Si gioca questa sera per quanto riguarda la nazionale italiana di basket contro la Polonia per le qualificazioni mondiali, partita da assolutamente non sottovalutare. Domani poi sempre al Paladozza, derby bolognese per un torneo, per un amichevole tra Virtus e Fortitudo. Ed eccoci al calcio allora, perché la Serie A ritorna in campo domani, nella giornata di sabato, con Inter-Parma alle 15, Napoli-Fiorentina e Frosinone-Sampdoria sono prima serata e tarda serata appunto le gare. Domenica poi tutte le altre gare e lunedì il posticipo Spal-Atalanta. In campo anche la Serie B dopo lo stop della nazionale, Cittadella al comando con 6 punti, il prossimo turno inizia con l'anticipo tra Venezia e Benevento proprio questa sera. Finalmente pronta a partire anche la Serie C in modalità spezzatino, cioè divisa in diversi giorni. Il girone che più da vicino ci interessa è il girone B con il Vicenza in campo domenica alle ore 18:30 in casa contro la Giana. Poi ci sono i posticipi del lunedì, del martedì e anche del mercoledì. Intanto Fermana, Virtus Verona, andiamo a vedere le venete e le friulane
come il Pordenone per esempio, che giocherà martedì sera alle 20:30 contro il Fano. Poi c'è anche la Triestina che giocherà sempre in casa al Nereo Rocco contro il Vispesaro, appunto per le Venete friulane. Serie D, questa l'abbiamo già annunciato, la Serie B con il Montebelluna che finalmente è pronta a partire nel girone C a 18 squadre per cercare di onorare questa Serie D riconquistata e riammessa. Il Montebelluna va in trasferta nella prima giornata domenica ad Este, l'esordio casalingo poi il 23 settembre contro il Chions. Siamo invece alla seconda giornata nel girone B dell'eccellenza, ci sono naturalmente già sulla nostra web la possibilità di vedere le gare di questo campionato, già in linea e già in fruizione on demand la partita tra l'Eclisse Careni Pievigina e l'Union Pro, terminata 0-0 domenica scorsa, e allora l'eccellenza, girone B, giunge la sua seconda giornata con questo calendario: Istrana Eclisse, Liventina Mestre, Luparense Tombolo, Porto Mansuè Lia Piave, partitissima senza dubbio, Treviso Real Martellago che si giocherà a Volpago del Montello perché il Tenni è stato giudicato non ancora fruibile, non ancora utilizzabile. Si è arrabbiato un po' il presidente Visentin del Treviso perché dice le burocrazie toccano al comune di Treviso. Union Pro Giorgione si giocherà a Preganziol, Union San Giorgio Sedico Calvinoale, Vittorio Veneto Union QDP riposa questa settimana il Nervesa. Andiamo in promozione, girone D, anche qui seconda giornata con Città di Caorle Lovis Spresiano che si giocherà a San Stino di Livenza. Conegliano Prodeco Montello è sicuramente il match più importante della giornata. Cornuda Favaro, Fontanelle Vazzola, Fossalta di Piave Villorba, Iulia Sagittaria Noventa, Opitergina Portogruaro e ZTLL Sinistra Piave Vedelago per chiudere. Il Campolongo, formazione coneglianese di seconda categoria, si è aggiudicato l'altra sera la Supercoppa Provincia di Treviso, battendo per 6-5 dopo i calci di rigore il Fanzolo. Complimenti al Campolongo che era sotto fino quasi allo scadere della gara, poi ci ha pensato Luca Salvador a pareggiare i conti e ai rigori i coneglianesi hanno vinto il trofeo. Complimenti. Lasciamo il calcio e passiamo al basket. TVB Basket Treviso con una settimana piena, quella che è stata, quella appena trascorsa con Montebelluna mercoledì contro la Tezzenis Verona, vittoria 87-74. Oggi ci si getta nel classico torneo di Caorle, si comincia a pensarci sabato e domenica con Reyer Venezia e due compagini straniere. Si comincia domani con la prima gara tra Bamberg e Treviso, appunto, a seguire Reyer contro Saratov, le finali poi domenica. La Ruker Sanve, invece partecipante al campionato di Serie B, domenica mattina sarà presentata alla stampa e ai suoi tifosi in centro a Conegliano nell'ambito dell'Expo Moto Auto di Conegliano presso lo stand espositivo della Gidauto. Ruker impegnata tra l'altro domani sera a Vicenza contro i padroni di casa e domenica finale eventuale contro la vincente tra Virtus Padova ed Aurora Desio. Inizia stasera sempre per il basket invece a Vittorio Veneto il torneo Svalduz, alle ore 19 ci sarà Oderzo Murano, a seguire Caorle Jesolo, poi le finali nella giornata sempre di domani. E siamo su questa inquadratura perché arriva il prossimo filmato, arriva il filmato del Benetton Rugby che sabato scorso ha vinto alla grande a Monigo e cerca di continuare il magico momento, the Moment Magic o the Magic Moment meglio dire, per quanto riguarda la formazione di Treviso. E allora andiamo a sentire che cosa vuol dire essere in testa alla classifica, che cosa vuol dire aver vinto 2 gare di seguito, ne parliamo con Simone Ferrari. Sabato 100 presenze per Fuser, ma 50 anche per te, cosa vuol dire? Allora non potevo chiedere di meglio, sono stati 3 anni molto belli dove sento di essere cresciuto e sento che devo ancora crescere. 3 anni con sicuramente alcune difficoltà, ma non potevo chiedere di meglio di farle, diciamo, in casa Monigo e con una vittoria del genere. Con una vittoria del genere soprattutto.
c'è stata un po' di emozione comunque, perché 50 è un bel traguardo. Sì, ho 24 anni e spero di farne altrettanti, insomma, come il mio collega Fusera, a cui faccio i complimenti, e sono contento anche molto per lui. Personalmente sei entrato in campo, non vogliamo togliere niente agli altri, però hai dato una svolta perché si è sentita la tua presenza. Ma sono capitato in una situazione, diciamo, finali dove c'erano queste serie di mischie, insomma, e diciamo che sono divertito appunto in questi ultimi momenti di gioco, è andata bene, volevamo la meta tecnica, però anche, ecco, segnare e dare un contributo, insomma, alla squadra in questa maniera mi rende molto orgoglioso e sono felice di questo. Sono stati minuti importantissimi, poi coronati dalla vittoria e da un pubblico che vi ha sostenuto fino alla fine. Assolutamente, ho sentito al 100% il calore del Monigo, e anche quando sono entrato è sicuramente un aiuto in più. Giocare così, non dico che sia facile, però ti dà qualcosa in più. Adesso 3 trasferte, si comincia dagli Scarlets. Durissima, Gallese anche gli Scarlets, li conosciamo bene, contesteranno ogni singolo punto d'incontro, dovremo migliorare perché abbiamo avuto, non dico problemi grandissimi, però c'è da migliorare appunto la pulizia in rack. Sappiamo che hanno giocatori come Davis che contestano molto il pallone e niente, insomma, sarà un focus, proveremo il 100%, tutto là. Bravo Simone Ferrari, 50 presenze per lui nel Benetton e grande prestazione contro appunto il Cardiff Blues. Si gioca domani contro gli Scarlets, in bocca al lupo. Rimaniamo sempre nella palla ovale e chiedo alla regia di mettermi a pieno schermo, eccolo qui, la prima giornata della top 12. E allora leggiamola perché ci sono parecchie squadre nostre, diciamo venete, e allora Toscana Medicei contro Valo Rugby Emilia, Fiamme Oro Rugby contro Mogliano Rugby, Valsugana Rugby contro Argos Petrarca Rugby, FemICZ Rovigo contro Lazio Rugby, Viadana Rugby 1970 Laffert San Donà di Piave, Verona Rugby Patarò Calvisano. Insomma, vi rendete conto che questa top 12 è sicuramente un bellissimo campionato italiano con 6 squadre venete. Abbiamo concluso anche per quest'oggi, anche per questa settimana. Noi ci rivediamo e ci risentiamo lunedì con tante buone nuove e tante naturalmente cose da raccontarvi dopo questo weekend sportivo. A tutti voi, buona serata!